Eccoci qua, cari telespettatori, un altro spazio di interviste, approfondimenti e di notizie molto molto interessanti. Parliamo del Veneto che diventa luogo di spettacoli, parliamo di mistero e nella nostra regione ci sono tante realtà, tantissimi comuni che effettivamente hanno delle storie, delle tradizioni, delle leggende, a volte delle fiabe misteriose che è bene conoscere, che è bello e piacevole conoscere. La Regione del Veneto ha un'importante iniziativa che si rinnova di volta in volta. Noi per rendervi partecipi di questo, ma potrete poi esserlo emotivamente muovendovi dalle vostre abitazioni e andando a vedere questi spettacoli del mistero, abbiamo i nostri interlocutori. Allora, vi presento subito, collegato qui con noi, l'assessore della cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Ben arrivato, assessore. Saluto a tutti. Grazie. Poi abbiamo sempre collegato con noi Alberto Tosofei, direttore artistico Veneto Spettacoli del Mistero, scrittore e non solo. Ben ritrovato, Alberto. Grazie, sono contento di essere con voi. E qui in studio abbiamo il piacere di avere Rino Furlan, presidente Umpli Veneto, neopresidente Umpli Veneto. Presidente, grazie anche a lei. Grazie. E abbiamo il presidente invece Umpli Venezia, referente della rassegna Fabrizio Tonon. Grazie anche a lei. Buona giornata a tutti. Benissimo, voi vedete già le immagini alle spalle, alle nostre spalle, vi fanno capire le atmosfere. Assessore, ci racconti un attimo questa nuova edizione, che cosa c'è, cosa rivelerà ai nostri telespettatori? Beh, sicuramente un'edizione di grande qualità sul solco di quella che ormai è diventata una tradizione per la Regione del Veneto. Siamo alla 16ª edizione, quindi una manifestazione che ha riscontrato una fortuna importante nei territori e ha manifestato un'adesione da gran parte delle nostre comunità, delle nostre Proloco. Dovevo ringraziare in modo particolare l'Umpli regionale del Veneto e tutte le Proloco dei nostri comuni che non mancano mai di dare la loro disponibilità per farci scoprire delle peculiarità, dei messaggi di profonda cultura, di tradizione, di ricerca rispetto a quello che è tutto l'aspetto del mistero. E vi è su questo una sterminata storia che si caratterizza comune per comune, comunità per comunità. In questi giorni aspettiamo Halloween secondo quelli che sono ormai i dettami della modernità. I ragazzini si vestono da mostri o per spaventare. Ebbene, dobbiamo sapere che già guardando la nostra storia abbiamo degli esempi che vanno sul solco appunto di evocare misteri, tradizioni, storie, situazioni non spiegabili che generavano la sensibilità, la curiosità, il dibattito tra la gente. Era in parte un modo di esorcizzare una realtà, una vita molto dura, in parte un modo per spiegare fenomeni che, non essendovi lo sviluppo scientifico, non erano spiegabili, ma in parte anche per stimolare quella parte di trascendente, di misterioso che un po' è dentro tutti di noi, alberga in ognuno di noi. Ecco, questi misteri troveranno come tema conduttore la terra e l'aria. In questa edizione dobbiamo sempre ringraziare il nostro direttore artistico Alberto Tosofei e dobbiamo ringraziare le nostre Proloco che andranno in tutte le province del Veneto a rappresentare ben 78 eventi. Questa sarà l'opportunità non solo per scoprire delle storie meravigliose e sconosciute, ma anche per scoprire dei luoghi bellissimi e riuscire ad andare nel cuore delle nostre comunità e riuscire ad affrontare quello che è un filo conduttore con la nostra tradizione, con la nostra identità veneta che non va mai interrotto, un filo che esiste tuttora e che sa anche reinventarsi in base a quelle che sono le nuove tendenze della nostra società. La Regione tiene moltissimo alla divulgazione della cultura per un po' tutte le fasce d'età, per ricordare i tempi passati per chi ha qualche anno in più e invece per far nascere quella scintilla fondamentale nelle nuove generazioni, quindi trasversalmente. È un lavoro impegnativo, come riuscite, come cercate di fare per riuscire a raggiungere tutti i target? Lei l'ha citato più volte, anche quelli più giovani.
Ma sicuramente le tradizioni sono radicate nelle storie dei nostri nonni, dei nostri genitori, in coloro che si interessano di questo per motivi identitari, ma vi è anche una comunicazione orale, una tradizione orale che è bello trasmettere ai giovani, ai ragazzini e ci accorgiamo quanto siano interessati e affascinati da questo mondo, un mondo che può essere riscoperto e tramandato soprattutto ai giovani nelle scuole o in occasioni come queste attraverso le nostre proloco. E proprio questo è il nostro obiettivo. L'assessorato alla cultura e l'identità veneta non vuole che vadano perdute queste tradizioni profonde che non sono altro che la quintessenza di ciò che è la nostra comunità, di quelli che sono i suoi valori. Grazie Assessore. Deve aggiungere qualche cosa? So che lei è impegnatissimo, dobbiamo lasciarla, immagino. Io non posso che augurare un'edizione straordinaria che partirà il 26 ottobre, ringraziare ancora tutti coloro che soprattutto il mondo del volontariato fa ed è straordinario, quindi le nostre UPLI, e ringraziare poi anche tutti gli artisti che si esibiranno in questa occasione. Grazie Assessore, buona serata, buon lavoro, so che ne ha anche parecchio e grazie di aver partecipato a questa apertura di questo spazio. Grazie molte. Allora, Arrivederci a voi. ringraziando l'assessore, torniamo qua in studio. Ha citato Alberto Toso Fei, che è qui con noi, direttore artistico, e quindi in certo qual modo la mente, chiedo a voi conferma, giusto, Certo. l'inventiva di questa kermesse di spettacoli, che senza dubbio, guardando anche le immagini alle vostre spalle, è molto coinvolgente. Allora Alberto, come nasce ancora tempo addietro quest'idea? È coinvolta, è sempre stata coinvolta anche Venezia, poi tutti i comuni del Veneto, è un lavorone. Allora sì, è effettivamente un lavorone, ma è un lavoro di grande piacere, oltre che di grande fatica, nel senso che oramai appunto più di 16 anni fa, proprio su stimolo della Regione del Veneto, ci mettemmo a pensare a come dare valore a tutte quelle storie, in grandissima parte provenienti ancora dalla tradizione orale, che in Veneto è ricchissima. Ehm, Dargli valore nel presente e la maniera, la forma insomma che concordammo e che ci piacque e che piace ancora fu quella dello spettacolo. Sono storie bellissime perché sono misteri, leggende legate ai luoghi, alle persone, storie di fantasmi, figure leggendarie dell'immaginario veneto, orchi, salbanei, anguane, che ancora in qualche modo animano le notti e le notti di Ognissanti, no? Che è una definizione alla quale avevamo abdicato e che noi stiamo cercando di far tornare, e siamo riusciti, mi viene da dire, a far tornare nell'uso comune. Noi chiaramente non siamo nemici di Halloween, nel senso che ognuno, no, sceglie la maniera che più gli si confà per divertirsi, però deve essere consapevole che appunto certi passaggi e certi periodi dell'anno già esistevano. Le zucche intagliate qua in Veneto c'erano già, si chiamano lumere, e ci sono storie meravigliose che noi riproponiamo attraverso forme di spettacolo, vere e proprie produzioni teatrali, presentazioni di libri, giochi, rievocazioni in costume. Sono moltissime le iniziative, sono decine le iniziative che di luogo in luogo, sono anche ancora decine i luoghi della regione che si prestano, grazie alle Proloco, di cui parleremo fra un secondo, a dare vita a spettacoli di mistero, e che quindi propongono un programma che è sempre ricchissimo e che dura tanto, perché appunto quest'anno dal 26 di ottobre fino al primo fine settimana di dicembre, quindi sono tanti giorni, tanti eventi, un festival ricchissimo di avvenimenti e diffuso, che non sarebbe possibile senza la regione che lo ha voluto e che lo sostiene, ma ovviamente senza i tantissimi volontari delle Proloco che ognuno nel suo territorio lavora perché in qualche modo questi aspetti segreti, ecco, di patrimonio invisibile, ecco, del loro territorio riemergano e possano
produrre conoscenza facendo divertire. Poi ne parlerà, immagino più diffusamente, Sì. anche Fabrizio Tonon, che ho visto lì in studio, però insomma ci sono altre persone che magari nominiamo dopo, senza le quali il festival non esisterebbe. Assolutamente le nomineremo, poi andremo anche dietro le quinte, perché colgo l'occasione della tua presenza perché ci racconterai, e siccome ci hanno scritto dei telespettatori dicendo ma come si va a scoprire certe cose, da dove si trova la fonte, che tipo di ricerca c'è, insomma le persone sono curiose di sapere quel qualcosa in più che ci sta dietro dell'apparenza, ce lo racconterai, resta sempre con noi, puoi restare, vero? Certo. Perfetto, grazie mille. Allora, veniamo a voi. Coinvolgimento delle realtà locali, Presidente, lei è da poco Presidente UNPLI, Sì, quindi sì, non andrà a farle, però ci racconti ai nostri telespettatori che cos'è l'UNPLI, perché non diamo niente per scontato. Io ci sono dal 1986 dietro le quinte, Dietro le quinte, perché lei è stato come Presidente esatto. oggi con un incarico importante che sicuramente impegna non poco. UNPLI è un'associazione che istituzionalmente è piramidale, simile e parallela all'ente pubblico, quindi partiamo dal nazionale, i comitati regionali, i comitati provinciali, i consorzi, esistono solo in Veneto, i consorzi per arrivare poi alle Proloco, un mondo di volontariato che si esprime anche con spettacoli di mistero. Di volontariato? Di volontariato, cioè nessuno di noi prende uno stipendio, nessuno di noi prende un compenso e quindi qua va ringraziata la passione che ci si mette. Sì, va ringraziata la Regione Veneto che ha creduto in UNPLI Veneto, in questo caso nelle Proloco del Veneto, le quali si mettono a disposizione volontariamente nel seguire quello che poi, e qua va detto grazie anche ad Alberto Tosofei che è il direttore artistico, che si è inventato questo, io direi di un patrimonio immateriale che dovrebbe essere conservato nel tempo perché il tempo passa e cancella tutto. E divulgato. È stata una bella idea quella di voler riportare quelle che erano le nostre tradizioni, lo citava prima Alberto Tosofei, Halloween non ci insegna niente, eravamo già conoscitori di queste realtà e di quello che c'era nel nostro territorio, specialmente nel nostro territorio veneto. Va detto grazie ai volontari, va detto grazie a quel mondo di volontari che, coordinati dai presidenti di Proloco, riescono ad organizzare tutto questo. È anche un modo, secondo me. Vado velocemente, ma volevo ringraziare poi le persone di Roberto Frison, di Piera Vibbani, ma non mi dimentico di Fabrizio Tonon, che è quello al quale abbiamo passato l'incarico di testimone per poter seguire da vicino e coordinare e seguire in maniera operativa quello che è Spettacoli di Mistero. Infatti adesso passo anche al Presidente Tonon, però prima, siccome noi ci rivolgiamo a tante persone che sono partecipi, che sono incuriosite, una volta abbiamo fatto proprio con Alberto Toso una trasmissione sui graffiti di Venezia, abbiamo avuto tantissime telefonate che le persone volevano andare a vedere, toccare con mano, e quindi sarà lo stesso per questi spettacoli. E se qualcuno chiede, ci sono persone che hanno una mezza età, sono più anziani, voglio anch'io dare volontariato per una Proloco, perché può essere l'invecchiamento attivo, no? E i pensionati a volte sono delle risorse. Allora, io lo dico, possono farlo o no? Io lo dico con una punta d'orgoglio, perché nel 2014-2015 ci avevano tacciato di sfruttamento minorile. Noi abbiamo difeso a spada tratta, oggi quindi arrivo anche degli anziani. Arrivo anche agli anziani, noi abbiamo la possibilità di avere soci all'interno delle Proloco che vanno da 6 a 85 anni, quindi li ricomprendiamo tutti, hanno una loro assicurazione perché tutte le Proloco oggi a livello nazionale devono essere iscritte a APS, Associazione di Promozione Sociale, ed essere iscritti a RUNTS, che è un registro che riconosce tutti i volontari, i quali oggi devono essere assicurati infortuni e malattie, per cui sono state messe tutte quelle protezioni per poter permettere a tutti, dal più piccolo al più grande, di partecipare. Di partecipare. No, questa è una cosa importante, certo. Perché poi ai veneti piace partecipare, non soltanto ai veneti, però lo sa che siamo vero, molto attivi nel volontariato, in queste cose. Presidente, andiamo sul territorio veneziano, ma non soltanto, andiamo alla rassegna e quindi ai tanti eventi che ci sono. Dopo entreremo anche meglio. Sono tanti, ci ha citato 68? 78. Sono 78, sono coinvolte praticamente tutte le province venete e quindi chi volesse aderire a questa iniziativa e partecipare attivamente
basta che vada sul sito www.spettacolimistero.it e si può organizzare un fine settimana piacevolissimo. Sceglie la località in cui vuole andare, vede se naturalmente c'è la disponibilità, perché ci si iscrive, giusto? Ci si iscrive, è chiaro, è preferibile iscriversi perché ci sono degli eventi che sono sold out, cioè sono molto apprezzati, ed è chiaro che alcuni teatri dove si fanno delle manifestazioni teatrali hanno naturalmente una loro capienza, però magari nelle piazze è chiaro che non si possono, cioè deve essere organizzato tutto l'evento di per sé, quindi ci sono anche qui, però rivolgendosi appunto ai siti e andando a verificare quali sono le proposte si può sicuramente accedere. Si accede all'evento, ma mi preme anche far capire che non si accede solamente all'evento, allo spettacolo, ma si vanno a scoprire luoghi e ambienti sicuramente appassionanti, cioè al di là dell'evento che può durare un'ora, un'ora e mezza, la persona che frequenta questi territori ha la possibilità di vedere quegli attrattori ambientali, perché alcuni eventi si svolgono nei boschi, nei giardini, in piazze e anche in quello che vediamo, non so, anche queste immagini che stiamo vedendo anche alle sue spalle nei vari monitor, è proprio una parte interna di un'abitazione, immagino. Questa è la zona di Noale, e quindi è su un borgo e su un'abitazione. Ecco, si possono riscoprire, c'è chi apre la propria villa proprio per queste occasioni, quindi è un'occasione in più, si possono vedere castelli o altre situazioni, ma poi questo evento non si ferma solo qui, cioè ci si può fermare in quella località, soggiornare, pernottare, perché poi il mattino successivo tranquilla si può trovare sicuramente qualcosa di interessante, qualche buon ristorante o qualche cantina. Quindi questo evento, questa manifestazione al Festival dei Misteri è stata ideata fin dall'inizio da parte della Regione Veneto, perché è un evento culturale, è un evento di ricerca, soprattutto è per quello che c'è Alberto Tosofei con altri collaboratori, come diceva il Presidente prima, Piera Vibbani da un punto di vista tecnico, ma anche Roberto Poppi Frison, che è stato un animatore quando avevamo il problema del Covid. Questa è un'iniziativa che non si è fermata, sebbene sia pubblica, non si è fermata nemmeno nel periodo del Covid, perché attraverso immagini e coinvolgimenti interinali si è saputo raccontare il Veneto, e soprattutto non solo, ed è questo il principio, raccontare fatti storici attraverso l'espressione orale, e da lì nasce la leggenda, la passione, e questi scambi fra persone che partecipano e chi fa l'interpretazione è completa, è piena, e quindi uno poi in quel luogo vede non solo l'evento, la scenografia e la rappresentazione artistica o la visita, ma trova la passione di immedesimarsi nello stesso evento. Proprio le immagini lo dicono, cioè c'è piena partecipazione. Poi destagionalizzare, quello che si è cercato sempre, quindi quando si parla di overtourism, tanti turisti nello stesso periodo, nelle stesse località, questa è un'occasione per destagionalizzare. Poi torniamo anche a lei, Presidente, sì. Però volevo coinvolgere Alberto Toso, perché raccontare, ha parlato il Presidente, i Presidenti, anche l'assessore, e allora andiamo dentro questi racconti. Quanto di questi racconti c'è di vero, quanto è leggenda? E come si fa a raccontare, a trovare le fonti? Perché in quanti siete? Allora. Più che dire cosa è vero e cosa non è vero, che nel parlare di leggende, no? Sì. Ogni leggenda reca in sé comunque un seme di verità, poi trascende facilmente nel mito, ecco, e in fondo appunto è bello lasciarsi affascinare e cercare le radici di quel mito.
Noi questa è la terza edizione delle 16 in cui abbiamo dato dei temi negli anni passati, ma con questa edizione chiudiamo quella degli elementi, no? Abbiamo cominciato col fuoco, poi l'acqua e quest'anno terra e aria, come è già stato accennato. E quindi quest'anno ci aspettiamo di rivedere, rivalutare tutte quelle leggende e quei miti che sono legati al cielo e alla terra. Dal mito di Fetonte che incendiando la volta celeste crea la Via Lattea, a pozzi parlanti, pozzi con lame taglienti sul fondo per far sparire amanti indesiderati, cunicoli segreti. Abbiamo cadaveri sepolti e mai trovati, oppure altri che ritornano in vita dalle tombe per raccontare di delitti e soprusi. Come un bambino di pochi mesi che facendo uscire la mano dalla tomba ferma quella del padre che armata vuole uccidere la madre che ritiene adultera ingiustamente. Ecco, sono tante leggende, appunto, a volte con sfondo morale, a volte con un'ambientazione più storica. Per esempio quest'anno parleremo moltissimo del lavoro umile e faticoso dei minatori, e quindi quello vero, storico, no? Che ha visto tante persone che dal Veneto sono emigrate altrove a dare vita ad altre storie, a volte anche molto, molto dolorose. Ed è una consuetudine antichissima, perché allora, da Alberto, siccome stai dicendo cose interessanti e riprendiamo il filo del discorso proprio da questo dei minatori, che ha coinvolto veramente tantissime persone, però abbiamo una pubblicità che incombe, questioni tecniche, io ti fermo là, frizzo proprio, perché altrimenti non perdere il filo del discorso. Cari telespettatori, fermi lì, pubblicità qualche secondo, torniamo tra poco.